Dopo un mese di pausa torna in campo in campionato il Calcio Padova femminile, che per la 20ª giornata del girone B di Serie B ospita la Fiamma Monza. Le ragazze di Murru devono assolutamente interrompere la striscia di 6 sconfitte consecutive e soprattutto devono anche vendicare il beffardo pareggio dell'andata quando finì 4-4 con il Padova, che si fece recuperare ben 3 gol. A partire meglio in via Vermigli, però sono proprio le brianzole che segnano dopo 4 minuti questo gol con Cambiaghi, e così se il Padova aveva approcciato benissimo la gara d'andata dando segno 3 volte nei primi 20 minuti, è il Fiamma Monza a cominciare alla grande e a portarsi in vantaggio. Il Padova prova a reagire, ma il sinistro di Catuzzo è troppo alto. Un'azione simile, dopo pochi minuti va al tiro ancora con il sinistro Claudia Ferrato, anche lei però non trova la mira migliore. Il Padova prova a sfondare centralmente, sempre con Catuzzo e Ferrato, ancora però pecca di precisione la centravanti biancoscudata, e così il Padova rischia un po' quando commette questi errori in disimpegno. Va al tiro Agosta, però il suo sinistro termina fuori. Nel secondo tempo il Padova cerca il tutto per il pareggio, ma è la Fiamma Monza che va più vicina al gol del raddoppio in queste 2 occasioni. Brava Pacagnella sui tiri di Agosta. Poi si arriva al 27esimo minuto, è bravissima qua Arianna Catuzzo a conquistare questo calcio di punizione dai 20 metri. Si presenta Laura Peruzzo e lascia partire una traiettoria beffarda con il sinistro che si insacca sotto la traversa, e il Padova trova il pareggio. Rivediamo la punizione della specialità della casa per Laura Peruzzo, che segna così l'1-1. Poi passano 5 minuti, la stessa Peruzzo serve Claudia Ferrato, che decide di andarsene, fare tutto da sola, saltare 3 avversari, entrare in area di rigore e segnare con il sinistro il gol più bello della sua stagione, un gol che aveva fatto vedere molte volte lo scorso anno. Quest'anno è stata un po' frenata dagli infortuni Claudia Ferrato, però fa vedere di non aver assolutamente perso la sua dote principale, che è quella di partire palla al piede e di segnare così il gol del 2-1. Padova che ritrova il vantaggio e cerca anche di arrotondare il punteggio, ancora con una scatenata Arianna Catuzzo, e cerca il tiro con il sinistro parato. L'arbitro concede 5 minuti di recupero e proprio all'ultimo istante c'è questo brivido nell'area biancoscudata, qualcuno invoca il rigore, invece l'arbitro fischia 3 volte, così finisce 2-1 tra Padova femminile e Fiamma Monza. Le biancoscudate ritrovano un successo che mancava dall'inizio di gennaio e possono così respirare un po'. Prossima trasferta a Caprera.